L'Arma dei Carabinieri ha previsto l'assunzione di un numero significativo di giovani che andranno a rafforzare l'organico dell'istituzione, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando, scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica e attitudinali. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma in grado di conseguirlo nell'anno scolastico 2024-2025 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° anno di età. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e quelli in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi, il limite è 25. I vincitori frequenteranno un corso di formazione della durata di 6 mesi presso le scuole allievi carabinieri, Roma, Reggio Calabria, Iglesias, Torino, Campobasso e Taranto, che consentirà loro di acquisire una preparazione militare, giuridica e professionale, tale da poter ricoprire i delicati incarichi nei vari reparti dell'Arma, tra cui le stazioni carabinieri, presidio di ascolto e accoglienza. È possibile, inoltre, esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Il percorso formativo, altamente qualificante e stimolante, consentirà ai futuri carabinieri di affrontare con passione e determinazione le quotidiane sfide di una professione vocata alla salvaguardia del bene dei cittadini.